Beyond Change, oltre il cambiamento. Ben ritrovati a tutti. Questo è il primo webinar di un ciclo di 4 incontri organizzato da Venice Promex, che è l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, un'attività realizzata nell'ambito del progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione finanziato dalla Regione Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Ma qual è l'obiettivo di questo ciclo di webinar di Beyond Change? Sicuramente motivare le imprese ad innovarsi e a cogliere le nuove opportunità offerte dagli strumenti digitali, ma non solo, offerte anche dai nuovi modelli di organizzazione del lavoro e anche dalla finanza alternativa. Ma prima di entrare nel vivo del nostro primo webinar, vorrei entrare nelle pieghe del progetto Sistema Nord-Est, che nasce appunto dalla volontà, come dicevo poco fa, della Regione del Veneto e dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. La volontà di attivare azioni comuni a favore dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio, della cultura d'impresa, della digitalizzazione dei processi, della conoscenza dei mercati esteri e le occasioni di investimento, però naturalmente in chiave multinazionale. Sono coinvolti parecchi attori, molte parti in questo progetto, attori del territorio, tra cui la Finest SPA, che avvierà proprio l'attività, diciamo, in progetto, in sinergia con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venice Promex. Aderiscono all'accordo anche l'Unione Camero Veneto, la Camera Artigianale della Regione Istriana e la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, che è la porta d'ingresso, diciamo, proprio per l'area balcanica. Allora, prima di cominciare, direi anche di fare subito il punto e un calendario di quelli che saranno i prossimi incontri, giusto anche per dare un po' il quadro di cosa andremo a raccontare e quindi ad illustrarvi. Quello di oggi, che tra poco vi presenteremo anche la nostra relatrice, internazionalizzazione e innovazione dal prodotto al consumatore, come approcciarsi ai mercati internazionali. Il 15 novembre l'appuntamento sarà quando la leadership è smart, e il 22 novembre internazionalizzare con la finanza alternativa e guardare al futuro. Il 29 novembre, che è il nostro webinar di chiusura, accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export, di penetrazione commerciale, di patrimonializzazione dell'impresa. Allora, quello di oggi. Partiamo subito e vorrei presentarvi la nostra relatrice, che è Valentina Hernandez Marquez. Ben ritrovata Valentina, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. Però vorrei anche presentarvi. Allora, Valentina Hernandez è una giovane imprenditrice venezuelana da molti anni in Italia e anche con una grande esperienza alle spalle. È la cofondatrice di Portrait, che è un marchio di occhiali di lusso, e ci piace dire che è proprio un ponte tra la moda e l'arte. Un'imprenditrice che naturalmente ha fatto anche altre cose e sempre in campo digitale. Ha curato molti progetti, a partire anche è stata cofondatrice di amministratore delegato di un'azienda digitale, creatrice di un'app mobile, che è un progetto, se non sbaglio, fatto anche in collaborazione con le Nazioni Unite. È stata speaker del TEDx 2015, quindi l'edizione di Padova del 2015. Una carriera, diciamo, una formazione che è partita da una laurea in media e comunicazione in Venezuela, un master in design in Italia e un master in management negli Stati Uniti. Ecco, giusto anche per capire a volte da dove viene questa volontà di provare a scandagliare la propria azienda, di cercare il percorso per la digitalizzazione. Allora, partiamo subito, sì. Valentina. Diciamo che la prima domanda che proprio io ti farei, visto anche il tema che andiamo a trattare oggi, è come si possono sviluppare i progetti di export e internazionalizzazione in maniera innovativa nell'era, diciamo, digitale, creando un dialogo per il consumatore. Ecco, qui parliamo di B2C. Corretto. Vorrei proprio sapere, partendo dalla tua esperienza, ma naturalmente tutto quello che si può applicare a un sistema, diciamo proprio, non possiamo più tornare indietro, ormai siamo totalmente quasi nell'era, diciamo, digitale.
E quindi che cosa ci puoi raccontare in merito a questo, Valentina? Beh, mi piace molto che tu parli del fatto che non siamo più vicini all'era digitale, ma dentro all'era digitale, perché questo, secondo me, spiega il livello di urgenza che hanno le aziende di non più ragionare in modo tradizionale, però comunque accettare queste nuove modalità di modello di business anche sul digitale e sull'online. Allora, tutti siamo familiarizzati con quelle che sono le tecniche tradizionali di commercializzazione per penetrare i mercati esteri, quindi parlo qua del B2B, e quindi la partecipazione a fiere, la collaborazione con agenti, distributori che ci consentono di in maniera capillare, in un certo senso, arrivare a diversi mercati con dei grandi vantaggi, però uno svantaggio quello di perdere un po' di vista quelli che sono i nostri clienti finali, ovvero quelli che in fondo utilizzano i nostri prodotti, in un dialogo che, non essendo più diretto, ovviamente ci lascia senza parte dell'informazione o informazione che arriva a partire da questi intermediari e quindi in alcuni casi anche in maniera distorta. Quindi ci sono delle possibilità molto interessanti nel fare questo passaggio dove le aziende che hanno curato un sistema tradizionale finora possano anche iniziare un dialogo diretto con i consumatori e che lo facciano attraverso i mezzi digitali, che è la maniera, diciamo, più immediata e comunque più accorde con l'era digitale in cui ci troviamo. Quindi io oggi... È un cambiamento questo. Esatto, ed è un cambiamento generazionale che non si può più appunto negare, che se prima nella scala di priorità sembrava essere una cosa importante, adesso direi che dal Covid e questa accelerazione che si è creata dal momento in cui il canale B2B è stato fermo o comunque limitato, non ci sono state fiere durante l'anno 2020, parte del 2021, e tutte le difficoltà di mobilità della rete B2B ci hanno portato a capire l'urgenza di questo passaggio. Quindi io oggi la mia speranza è di potervi introdurre alcune tecniche di marketing digitali che possono creare questo dialogo B2C e che possono farlo per la penetrazione nei mercati internazionali. Sicuramente la mia speranza, perché io non sono un'esperta in marketing, ci tengo a dirlo, è quella di tradurre un po' quella nomenclatura che può creare una sorta di muro e una difficoltà per chi fa azienda e l'ha sempre fatto in modo tradizionale, nel comprendere come avere un minimo di controllo anche quando deve collaborare con una digital marketing expert che può fare parte del team internamente o che sarà comunque un collaboratore esterno. Se non abbiamo un minimo di conoscenza di questa nomenclatura, rischiamo di perdere controllo e di non riuscire a portare avanti la nostra visione in maniera coerente. Quindi farvi passare per queste tecniche in maniera, diciamo, generica, però comunque risparmiandovi anche alcuni degli errori che io ho, diciamo, fatto in passato per mancanza di conoscenza. Quali sono i modelli che ci sono a disposizione di business nel mondo digitale, perché non si tratta solo dell'e-commerce e quello che riusciamo a centralizzare, ma si può lavorare anche in mondo digitale e nel mondo digitale attraverso intermediari. E cosa dobbiamo imparare noi da questo dialogo B2C? Perché, di nuovo, nel momento in cui io apro una conversazione con il mio cliente finale, iniziano dei feedback in questa conversazione che non è più univoca, ma è reciproca, che impatteranno decisamente lo sviluppo aziendale. Quindi per farlo mi piacerebbe dare un po' di contesto e spiegarvi un po' cosa facciamo, anche se Lisa ha già fatto una breve intro sul mio percorso, ma più specificatamente per Portrait. Noi siamo una società che è stata cofondata da me e mio fratello nel 2016 e che si occupa di design e commercializzazione di occhiali. Non sono occhiali in senso, diciamo, tradizionale, sono occhiali che fanno un po', come hai detto, da ponte fra moda e arte, e questo per noi è la nostra interpretazione del lusso, perché noi vediamo i nostri pezzi come delle sculture indossabili in un certo senso, che hanno un processo di manifattura che è di valore, un valore intrinseco. Quindi il lusso per molto tempo è stato
associato a una questione di posizionamento o di prezzo, se si vuole, ma non sempre di valore intrinseco. Per noi il lusso vero è quello che è tangibile e che non è tangibile solo nel prodotto, ma anche nella narrativa del marketing e tutta la comunicazione dell'azienda, perché si rivolge a un pubblico colto e che sa cosa vuole e che noi vediamo un po' come la figura dell'artista, ma non l'artista perché si dedica al mondo dell'arte, ma perché fa leva su questo archetipo dell'artista, nel senso di avere uno spirito libero, una forte necessità di esprimere la propria identità e anche comunque dei gusti ben chiari. E quindi, detto un po' quello che facciamo, possiamo passare al dunque di quali sono questi meccanismi per portare una società che finora ha seguito in maniera tradizionale o tramite il B2B al B2C. E il primo elemento che ci viene a mente a tutti, anche quelli che non masticano molto questa nomenclatura, è l'e-commerce. Però per parlare dell'e-commerce a me piacerebbe ricordare che l'azienda deve fare una sorta di introspezione e conoscere molto bene anche come opera in ambito B2B, perché nel momento in cui io creo una trasposizione del mio linguaggio B2B sul B2C, devo essere in grado di chi arriva nel mio sito ritrovi comunque un'esperienza che è simile, consona e coerente con quello che accade poi nel mondo offline, no? E quindi si parte sicuramente da una conoscenza chiara di chi si è, cosa fa la mia azienda, qual è il mio pubblico, che tipo di persone cercano il mio prodotto o servizio, e quindi anche un po' della intuizione, però si parte anche dalle best practices e su questo argomento non è necessario reinventare la ruota. Quando si fa un e-commerce ci sono delle figure esperte all'interno di un team di marketing che sono i cosiddetti UX experts o esperti in user experience. Queste persone possono spiegarci quali sono a livello standard le migliori pratiche da mettere in atto per garantire un'esperienza utente interessante e ovviamente in linea con quello che è le politiche o comunque la filosofia del prodotto o servizio che sta andando online. Questo lavoro, che ovviamente all'inizio magari si fa seguendo le best practices e l'intuizione, con il tempo e nella misura in cui attiviamo tutte le attività di digital marketing che creeranno un aumento del traffico, devono essere verificate e devono essere ottimizzate. Quindi il lavoro di ottimizzazione, ci tengo a dire, non finisce, non è un lavoro una tantum, è un lavoro che inizia e che si va ad affinare contrastando quello che sono le nostre intuizioni e che sono le best practices con quello che realmente accade nel momento in cui il nostro sito inizia ad avere un certo flusso di clienti e io inizio a raccogliere dei dati su quello che accade proprio dentro a casa mia, no? Per dirlo in maniera molto semplice. Quindi qui si parla anche di curare tutta quella che è la user journey, tutto il viaggio dell'utente e che è molto importante che sia chiaro, non inizia nella nostra pagina, inizia molto prima. Non a caso l'e-commerce si conosce anche come landing page perché è un punto di atterraggio, però dove inizia questo viaggio? Nel senso, quali sono i punti di contatto attraverso i quali deve passare un determinato utente o un determinato cliente per arrivare poi definitivamente a casa mia dove io posso parlargli direttamente di un prodotto o servizio. Allora, Valentina, ho colto alcuni punti della tua relazione adesso, del tuo primo intervento. Il punto fermo è l'analisi continua, ma soprattutto la grande conoscenza che bisogna avere del proprio e-commerce, cioè, come dicevi tu, scandagliare veramente la propria azienda, ma avere ben chiaro che cosa si vuole il proprio business, giusto? Esatto. Allora, tu parli di viaggio, dove nasce il viaggio dell'utente. Intanto ti chiederei chi è l'utente, quale utente, ma poi la domanda successiva che mi viene da farti è quanto importante è diciamo, fare il target, ecco, targetizzare ecco, chi vogliamo raggiungere, Esatto. ecco, quanto importante è. Guarda, è la cosa più importante. Difatti penso che quando si parla appunto di punti di contatto, di user journey, se lo si fa senza tenere conto di chi è la nostra audience, probabilmente si farà in maniera sbagliata. E qua ci tengo a dire che la cosa più importante prima di fare qualsiasi attività di digital marketing è la definizione del buyer personas. Per il buyer personas noi diciamo se abbiamo sempre fatto un business tradizionale e quindi il rapporto con il cliente finale non ce l'abbiamo avuto noi, però ce l'ha avuto qualcun altro, anche in questa esperienza indiretta o anche per chi ha avuto un e-commerce che però non è stato potenziato dalle
tattiche di digital marketing e ha avuto magari qualche vendita organica, e quindi comunque per chi ha avuto un e-commerce un po' statico, però che qualcosa è riuscito a fare, si ha una minima idea di chi sono queste persone e di come andarle a trovare, ok, nei diversi canali. Però ancora prima di questo, io direi che le aziende devono fare un esercizio dove nell'immaginario aziendale deve capire chi è il proprio utente, chi è il proprio cliente finale. E spesso e volentieri questa cosa non succede, che è una cosa che mi sorprende, perché tante aziende producono cose, prodotti bellissimi, senza veramente avere una chiarezza su chi li utilizzerà alla fine. Quindi immaginiamo questo distacco, quanto complicato può essere poi nell'ottimizzazione anche della produzione stessa, no? Quindi ci sono molti modi di affrontare questo e recapitolare chi è il nostro buyer personas, e alcuni sinceramente sono anche tool gratuite online che consistono a compilare dei canvas che non sono altro che dei template, come delle grandi tabelle, dove io posso andare a depositare le caratteristiche del profilo di questi utenti. E attenzione, il buyer persona può essere fatto da più di un profilo. Io per esempio, vi racconto la nostra esperienza in Portrait, noi ne gestiamo 4 di profili di buyer personas, dove tutte queste persone hanno delle cose in comune. Sicuramente gli piacciono gli occhiali, che siano originali, fatti in un certo modo, però ognuno di loro comunque ha delle diversità, per cui magari sceglierebbero un prodotto al posto di un altro, perché anche nella gamma di offerta le aziende possono avere prodotti che vanno rivolte a diversi diciamo, utenti. Quindi la prima cosa è definire questo buyer personas, che lo si può fare appunto attraverso questi canvas, e in questa definizione che si fa, il più si è qualitativi oltre che demografici e specifici, e il più si riesce anche a individuare quali sono questi punti di contatto e quindi il viaggio che farà l'utente, perché io riesco a capire nel suo stile di vita cosa fa, che musica ascolta, cosa gli piace e dove andare ad intercettarlo per poi portarlo a conoscere la mia realtà o il mio prodotto o servizio e eventualmente ad acquistare, no? Quindi qui io vorrei fare anche, per far capire al meglio il mondo diciamo, del digital in maniera semplice, una distinzione tra due categorie, diciamo macro categorie di traffico che può arrivare poi eventualmente sul mio sito, ed è il traffico freddo e il traffico caldo, no? E diciamo che tutta la strategia di marketing alla fine si basa sul scaldare l'audience, quindi portare il traffico freddo, che sono le persone in sostanza che non mi conoscono, che però potenzialmente fanno match con il mio buyer personas e quindi potrebbero diventare i miei clienti, e portarli a una temperatura più alta dove già mi conoscono e possono essere più ingaggiati all'acquisto. E poi c'è il traffico caldo, che sono le persone che in passato hanno eseguito qualche interazione con il mio prodotto o servizio, quindi può essere stato non necessariamente una vendita, può essere stato che hanno lasciato il contatto nella nostra newsletter, può essere un contatto che ho sui social, che fa parte della mia community, o qualcuno che mi ha acquistato, e quindi questo traffico caldo che già mi conosce va retargetizzato e va comunque mantenuto caldo, perché attenzione, se io un cliente o un potenziale cliente che mi conosce non lo contatto da tempo, come accade tra l'altro nel B2B, può diventare freddo e non essere più caldo. Quindi a seconda di qual è il traffico, la categoria di traffico che io devo cercare di portare a conoscermi e a visitare il mio sito, saranno diverse le strategie di marketing che utilizzerò. Quindi parlando più specificatamente del traffico freddo, alcune di quelle che sono le tattiche più classiche per scaldarlo comprendono appunto le campagne di brand awareness, le attività di influencers marketing, le attività di lead generation e di affiliati. Però ve ne parlo di ognuna in maniera dettagliata, così da tradurre anche questi concetti in maniera più semplice. Parliamo di influencer marketing, che è sicuramente la cosa che viene a mente alle persone quando pensano di andare digital e dicono vabbè, se io questo prodotto o servizio lo metto a disposizione di un influencer, sicuramente questo mi renderà più conosciuto in ambito globale, okay? Attraverso i mezzi digitali. Ed è vero, questa è una potenzialità, perché l'influencer marketing si basa sull'autorevolezza che ha un personaggio o qualcuno che comunque si è creato una user base di followers e per veicolare un prodotto o un servizio. Però non tutti gli influencers fanno il caso di tutti i prodotti o servizi, e qui di nuovo avere una giusta conoscenza del buyer personas ci porta a fare una selezione degli influencers che sono in target. Quindi nel momento in cui io faccio questa selezione,
io devo verificare insieme all'influencer che è diciamo, il suo dovere darmi dei dati di performance, di come sono andati alcune delle campagne che ha fatto magari insieme a altri marchi della concorrenza o altri prodotti, per verificare appunto che questa coincidenza tra il mio buyer personas e il mio target e quello dell'influencer sia corretto. Oltretutto non tutti gli influencers operano su canali che sono giusti per il prodotto o servizio. Faccio l'esempio di Portrait. Noi siamo un marchio di lusso e avevamo fatto un tentativo di lanciare una campagna di influencers marketing su Instagram e Facebook. La longevità dei contenuti che compaiono su Instagram è così breve che il risultato è stato che abbiamo avuto altissimi picchi di traffico arrivati sul sito, però altrettanto altissimi diciamo, quantità di utenti che sono rimbalzati e usciti dal nostro canale. E questo ci ha dimostrato che un prodotto che non è di impulso, che potrebbe essere il caso invece di altri, prodotti più economici o più di massa, ha bisogno di essere raccontato in una finestra temporale più ampia e con un livello di attenzione o di engagement da parte dell'utente diverso. Il canale Instagram, per esempio, è un canale molto ibrido, nonché un po' promiscuo, dove io magari mi sto guardando le foto di una persona che conosco e atto seguito mi trovo un post di un influencer. Questo non è detto che crei il sufficiente interesse perché io possa fare l'acquisto di un occhiale di 300 euro. Quindi abbiamo scoperto che, per esempio, canali come YouTube, dove operano anche degli influencers, i cosiddetti YouTubers, sono più idonei per marchi che hanno bisogno di un racconto più duraturo e più lungo, perché appunto in questo canale il cliente ha una propensione maggiore all'ascolto, ha più tempo da dedicare ed è più interessato a quello che l'influencer ha da dirgli, perché lo vede come una sorta di esperto che ha una certa autorità in quello che ha da raccontare. Quindi anche qua l'influencer marketing è un ottimo meccanismo, però non è una cosa che può essere vista come unica strategia da portare avanti per la digitalizzazione, diciamo per scaldare il traffico o per la digitalizzazione di un'azienda o della commercializzazione di un'azienda, però sicuramente visto da solo è una tattica interessante. Ci sono altri meccanismi per scaldare l'udienza, come appunto le campagne. Queste ovviamente si possono fare sui social, dove posso andare a toccare la cosiddetta brand awareness, quindi quella parte alta dell'imbuto che rappresenta comunque la user's journey fino ad arrivare alle conversioni, e in questa parte alta io avrò più persone che conoscono il mio brand, ma se io riesco a creare un'interazione con queste persone, perché arrivando nel mio sito potrò tracciarli, ci saranno altri meccanismi dopo che mi permetteranno di raccontarmi sempre di più fino a portarli a quella parte bassa dell'imbuto e quindi all'acquisto. E un'altra cosa che noi abbiamo scoperto, che secondo me è fondamentale, è il valore del contatto email o del lead, che come si conosce appunto è nella nomenclatura del marketing. E ingrossare la nostra database di contatti e riuscire a portare queste persone in uno spazio controllato, come può essere per esempio la nostra newsletter, dove possiamo dare un certo tipo di trattamento al cliente, e possiamo avere il racconto fatto per parti e possiamo anche offrire del valore a questo utente ancora prima di chiedergli qualcosa indietro come l'acquisto. È una tattica che funziona e che è fondamentale da implementare, io direi che anche a prescindere dalla natura dell'azienda o del prodotto. Quindi ci sono le cosiddette campagne di lead generation, che solitamente consistono in un dare qualcosa agli utenti in cambio del proprio contatto. Noi per esempio abbiamo fatto un video dove offrivamo la possibilità di scaricare una style guide, dove davamo dei consigli su come abbinare il proprio outfit in maniera intelligente, senza spendere molti soldi, mantenendo uno stile unico. Io so di questa audience che è interessata a uno stile unico, che gli interessa la moda, che vuole imparare. Ovviamente all'interno della style guide parlavo di me, cioè come marchio, dicevo come l'occhiale era un elemento fondamentale, però non era il centro dell'attenzione di questo elemento, diciamo, di regalo che davamo all'utente. In cambio ci lasciavano il lead e noi, una volta avendo il contatto mail, possiamo creare dei meccanismi di retargeting tramite newsletter che ci consentiranno di innamorare qualcuno del nostro prodotto o servizio. E questo può essere implementato di mille maniere, tramite offerte di free trial, corsi gratuiti, in maniera tale che le persone appunto ci permettano di allargare quella che è la nostra database di contatto, che è un asset fondamentale.
C'è un altro modo di fare, perché tutti questi sistemi spiegati sopra, soprattutto l'influencer marketing e le campagne social, possono essere un po' onerose. Quindi ci sono altri modi di rendere un po' più, diciamo, economiche l'approccio al traffico freddo e che nel tempo mi consentirà di fare più attività. Noi abbiamo scoperto che l'attività di affiliate marketing è anche molto interessante ed è simile, se si vuole, all'influencer marketing, con la differenza che l'affiliato non lavora su un costo fisso a priori, upfront, ma è su una commissione variabile a seconda di quanto traffico o di che conversioni riesca a creare questo traffico dentro al mio sito. Quindi è un lavoro che all'inizio richiede una sorta di PR, perché bisogna arrivare a queste persone, spiegarle il progetto, farli innamorare, però sono persone appunto che partono, content creator, quindi bloggers, micro-influencers, che partono già innamorati del proprio prodotto o servizio e ne parlano alle proprie audience sapendo che se creano delle conversioni verranno comunque retribuiti. Per fare questo tipo di rapporto con gli affiliates è fondamentale creare una sorta di relazione di trasparenza dove loro vedano che non stai approfittando del loro contributo, ma che c'è una reciprocità, non so se si può dire così, nel dare anche a loro un vantaggio o un valore. Noi abbiamo installato per esempio una app o una tool che ci consente di dare uno spazio dashboard dove l'affiliato vede in tempo reale qual è stata la performance del proprio lavoro, cioè nel senso della comunicazione che hanno fatto, se ha creato delle conversioni e in tempo reale se può farsi pagare per alcune delle sue attività. Questa trasparenza consente di creare con gli affiliati una relazione di fiducia che può crescere nel tempo e si spera che questo tipo di attività, essendo più basata su costi variabili che fissi, se cresciuta nel tempo sia un canale ottimo di traffico, sicuramente molto meno costoso di lavorare con influencers o di fare solo campagne social che hanno un costo per acquisizione molto, molto più alto. Adesso possiamo parlare di traffico caldo. Sì? Una volta che queste persone sono arrivate nel mio sito mi lasciano una traccia e io questa traccia posso andare a seguirla e nutrirla con dei contenuti, con delle call to action o chiamate all'azione che possano portare eventualmente anche all'acquisto. Quindi se una persona che è arrivata nel mio sito mi ha lasciato il contatto mail, io posso allora contattarlo tramite email marketing dove le alternative sono varie, o lo faccio entrare dentro a un piano editoriale che mi permetterà di raccontarmi piano piano fino a innamorarlo del prodotto, oppure potrò essere sicura di tracciarlo anche nelle attività che fa dentro al mio sito. Faccio un esempio: questa persona mi ha lasciato il contatto mail ma ha anche aggiunto un prodotto al carrello e l'ha abbandonato, io posso ricordargli che ha un carrello abbandonato e anche capire per che motivazioni questa persona non si è decisa a comprare. Quindi è un dialogo aperto che arriva tramite vari canali, però che nel momento in cui io ho il lead mi permetto di poter fare. Parlando comunque sempre di traffico caldo, la questione è che una volta che io ho dentro al mio canale delle persone che posso monitorare, ci sono dei sistemi per capire come si comporta dentro a questa scatola che è il mio sito e che mi consentono di ottimizzare quelli che possono essere i punti di frizione dove l'utente si è perso, non ha capito quello che sto cercando di trasmettergli o comunque non ha trovato quello che sperava, o posso comunque anche migliorare la mia offerta in funzione di quelle che sono apparentemente le aspettative dell'utente che non se non sono state conseguite. Quindi ci sono molte tool, non mi stendo anche su questo per non essere troppo tecnica, però che mi permettono di analizzare questi dati. Una delle più diffuse ovviamente che tanti conoscono è Google Analytics, dove in una finestra temporale io posso vedere che azioni ha seguito questa persona e da dove viene, quali sono i dati demografici, quanto tempo ha passato dentro al sito. Posso creare delle microconversioni come individuarmi quali sono le persone che hanno passato perlomeno 30 secondi dentro al mio sito e quindi già lì io so che questa persona ha avuto un interesse maggiore a quello che è rimbalzato subito. Quante persone hanno aggiunto al carrello e posso anche vincolare le campagne fatte sui social e capire quale di queste campagne sta funzionando meglio in maniera tale da fermare eventuali uscite di cash flow
che non stanno dando frutti e potenziare invece quelle che stanno dando frutti. Quindi non trascuriamo quello che accade in casa e guardiamo molto da vicino i dati attraverso i tool che ci sono, no? C'è la possibilità anche di tracciare se la persona ha accettato i cookies tramite alcuni altri tool, una delle più conosciute è Pixel, e posso entrare nei social media dove questa persona poi passa del tempo per riproporle un prodotto o servizio che ha guardato. E posso anche installare delle mappe di calore, ok, o heat maps, che mi permettono di vedere qual è stato il comportamento all'interno. Per esempio ci sono questi colori, no? Nelle mie diverse landing page dove io vedo alcuni punti freddi, altri molto caldi, che mi fanno capire che c'è un prodotto che nessuno clicca, per esempio, o che ci sono un pulsante che magari anche quello di checkout che è freddo, nessuno lo clicca, può darsi che il colore del pulsante non è visibile e io debba spostarlo da un'altra parte. Quindi ci sono veramente meccanismi per capire come ottimizzare la situazione all'interno del mio sito e tracciare l'utente in maniera tale da riuscire ad aumentare il tasso di conversione dentro al mio canale, perché non è diciamo, sostenibile pensare che l'unico modo di aumentare le vendite sia quello di aumentare sempre il traffico. Ci sarà un limite all'aumento del traffico, come c'è un limite al budget. Mentre se io riesco a migliorare l'esperienza di quello che accade dentro al mio sito, posso aumentare questo tasso di conversione in maniera tale che anche se il traffico non aumenta di tanto, io so che quel tasso di conversione può essere sempre migliore. Sì, anche qui abbiamo colto naturalmente dei punti fondamentali. Lo studio del target abbiamo capito che è fondamentale, Valentina, assolutamente. Sì. Cioè, credo che sia la punta, no, per arrivare ad avere un'azienda di successo dal punto di vista ovviamente del commercio e della vendita. E il rapporto fiduciario che si può instaurare con un consumatore anche a distanza, anche questo è abbastanza colpisce, no? Fondamentale. Colpisce. Direi che nella tua esposizione ho colto anche che ci può essere un margine di errore, ma è superabile, no? Sì, diciamo che il margine di errore esiste anche nel canale B2B, è solo Cioè, che delle qui... scelte che magari al momento non Esatto. possono essere quelle giuste, ma è superabile. La È cosa. superabile nel momento anche che io, guardando da vicino questi dati, riesco a correggere Sì. quegli eventuali errori e a colmare quei margini in maniera tale da ottimizzare sempre più. Qua si parla di ottimizzazione, per quello è un lavoro che inizia e non finisce. Può sembrare tantissimo all'inizio e fare quasi paura, ma va fatto a estratti in maniera tale da accumulare la sufficiente informazione per migliorare se stessi, quindi richiede anche di un po' di autocritica di fronte a questi dati, ma soprattutto della volontà di trovare quel valore che io sto dando al cliente finale che mi rende meglio della concorrenza, o comunque dei valori aggiunti che io ho rispetto alla concorrenza che veramente risolvono un problema a chi cerca un prodotto o un servizio. Allora, molte aziende, insomma, l'abbiamo intuito un po' ormai dall'esposizione, approcciano i mercati esteri attraverso i marketplaces. Ecco, quali sono i modelli, diciamo, di business attuabili? Perché anche questo credo che dipenda molto intanto dal tipo di azienda, del tipo del settore in cui operi, ma Sì. poi ci sarà un modello che funziona di più piuttosto che un altro, no? E qui Sì. entriamo, credo, di nuovo in una sorta di azione di scandagliamento, chiamiamolo. Sì, difatti, guarda, il marketplace io lo vedo come in contrapposizione la cosa più simile che c'è al mondo B2B, ma nel digital. Alla fine sono negozi multimarca, i più famosi li conosciamo tutti, quindi Amazon, Zalando, Farfetch, nomino quelli del mondo della moda perché ovviamente è il mondo in cui mi muovo, però credo che tutti siamo... Ecco, questo vale però per altri settori, no? Sì, Giusto? sì, appunto naturalmente Amazon applicabile, vende no? anche tecnologia, viti e pure moda, nel senso alcuni sono più ibridi, altri sono più segmentati. Ma il marketplace come tale alla fine è un mega negozio multibrand che ha nel tempo conquistato una base di utenza importante che sicuramente supera quella che noi abbiamo nel nostro proprio canale. Quindi è interessante pensare che io possa piazzare il mio prodotto in altri canali o diciamo negozi online, che finché io ci penso a vendere il mio prodotto nel mio canale c'è qualcuno che lo vende anche per me. Quindi è diciamo alla base del principio di diversificazione, è sicuramente
una strategia interessante per andare su questo che è la commercializzazione digitale. E qui bisogna tenere d'occhio, come hai ben detto, che non tutti i marketplaces fanno il caso dell'azienda. E questo riguarda un po' i diversi modelli che ci sono nel mondo dei marketplaces. Ci sono alcuni, per esempio, che hanno un modello dove gestiscono o hanno il doppio modello dove o gestiscono lo stock dell'azienda che colgono dentro a questa offerta di prodotti, oppure si può lavorare in dropshipping dove magari aziende che hanno uno stock più sensibile, come è il caso per esempio nostro. Noi abbiamo un prodotto di lusso che oltretutto è un occhiale, quindi una protesi, prima di essere impacchettata deve essere calibrata perché deve calzare bene sul viso, non possiamo correre il rischio che arrivi storto, le lenti sono super fragili, quindi io non posso delegare, non in questa fase, il confezionamento per esempio di un pacco che arriva a un cliente finale, perché correre il rischio che non sappiano manovrarlo e che possano portare un'esperienza utente che non è positiva. Quindi il controllo dello stock, anche perché magari gestendo stock più piccoli, delegare la gestione dello stock a qualcun altro può comportare delle perdite di vendite lì dove invece quello stock che è fermo poteva essere veicolato tramite altri canali di vendita. Quindi a seconda di qual è la situazione della propria azienda, qual è la tipologia di prodotto, qual è la sensibilità nella gestione dello stock, si può andare su diversi modelli. Quindi lo dropshipping non è altro che il modello dove l'azienda viene fatturato il prodotto solo quando l'acquisto è stato fatto nel marketplace e quindi è spedito ed eventualmente reso se la politica di questo marketplace diciamo, ha il reso come una delle policy verso il consumatore. Da dove iniziare quando si parla di piazzare un prodotto nei marketplaces o un servizio nei marketplaces? Io direi che quelli che sono molto grossi, a volte la difficoltà è che non siano nemmeno interessati a noi, perché loro sanno che hanno più da darti che quello che noi abbiamo da dare a loro, no? Per cui sono in un potere di negoziazione molto elevato. Quindi uno dei consigli può essere, se si vuole arrivare a marketplaces più alti, quello di entrare gradualmente in marketplaces più piccoli che però valideranno il concetto della presenza su questi canali e apriranno in un certo senso le porte per il futuro per anche i marketplaces più grossi e servono anche di palestra in tutto quello che è la gestione delle operazioni, perché dobbiamo capire che se io inizio a vendere tramite un venditore e un rivenditore che però parla sempre con il B2C, io devo essere in grado di gestire un flusso di ordini di eventuali resi sotto però gli standard di questo marketplace che possono essere diversi fra di loro, quindi ci vuole tantissimo ordine e tantissima pianificazione nel accedere su diversi marketplaces e farlo in maniera efficace. E poi alcuni di questi, per esempio faccio il caso di Zalando perché è un caso che conosco da vicino, perché anche noi stiamo esplorando questa esperienza che potrebbe partire prima della fine dell'anno, e hanno costi di integrazione, vuol dire che io devo dialogare con un provider esterno che farà e creerà una sorta di contenitore o piattaforma di traduzione fra il marketplace se stesso e il mio gestionale per la gestione di nuovo di ordini, spedizioni e resi. Quindi tutto esce con il vestito del marketplace e Portrait in questo caso o l'azienda che per esse lavora con questo marketplace, diciamo tutta la parte di fatturazione e spedizione non è fatta con il proprio vestito ma quello del marketplace, quindi sono tutti accorgimenti che bisogna tenere molto d'occhio nel momento in cui si scala. E io direi che la strategia potrebbe essere: si inizia gradualmente e piano piano si va a provare, a testare quelle che sono le proprie capacità operative, si fanno anche analisi di costi versus proiezione vendite e piano piano si può sicuramente considerare come un ottimo modo di diversificare la presenza online. Ecco, a proposito di... Sì, no, andiamo pure avanti. Ah, scusami, no. No, parliamo di costi, ma parliamo dopo. Ok, allora parlando di diversificazione del rischio e quindi di quello che sono l'approccio che deve avere una società quando si decide a fare questo percorso di digitalizzare la commercializzazione, mi piace parlare di questo concetto che è molto anche presente in ambito
digital, che è l'A/B testing. Diciamo che l'A/B testing è questo mindset più che una tecnica in sé, secondo la quale una società mette alla prova diversi sistemi, ok, di penetrazione digitale, o quando lancia una campagna, per esempio, la può lanciare una campagna identica a due audience diversa o una campagna che comunque è diversa a delle audience simili, per vedere quale delle due funzionano. Quindi questa capacità di attivare canali diversi e tenere tutti sotto occhio e essere in grado di verificare quale di queste è più efficace è un approccio che ci consente di correggere eventuali errori, come si diceva prima, e che sicuramente è un approccio startup. Quindi anche le aziende consolidate e robuste, come possono essere grandi industrie, che però devono avventurarsi in questo mondo della commercializzazione digitale, della internazionalizzazione attraverso il digitale, e devono avere questa capacità di diventare un po' startup nel processo. Sì, è sempre un work in progress, no? Nel senso Sì. che è sempre un continuo, non si è mai arrivati, è un continuo nella ricerca, nell'indagine, mi pare di capire giusto questo processo di digitalizzazione, ma non solo per l'internazionale, ma in questo caso sì, insomma. Esatto, sì, è un processo che non finisce. Allora, Valentina, oltre che sulle vendite, quale impatto può avere il dialogo diretto con il consumatore sullo sviluppo dell'azienda? Ecco, non è limitato, immagino, solo al business in senso stretto, no? Allora, su questo sono perfettamente d'accordo, perché chi pensa che iniziare un dialogo diretto con il consumatore sia solo una questione di scalabilità vendite, in un certo senso limita le potenzialità di questa attività. Perché a partire da questo dialogo con l'utente, se non è che non sarà più univoco ma è sempre più reciproco, nascono dei feedback che sono fondamentali anche per lo sviluppo del business. Quindi io posso scoprire strada facendo che magari c'è un prodotto che posso sviluppare che fa il caso di questa audience che prima non mi era venuto in mente di fare. Quindi diciamo che ci possono anche nascere i presupposti per nuove forme di fatturato, o anche in alcuni casi più estremi per pivotare la propria strategia verso un prodotto completamente nuovo. E quindi torniamo sempre alla mentalità dell'approccio startup, e mi viene in mente un caso che è molto conosciuto, anche se io penso che la revisione dei propri asset e la capacità di, in questo dialogo con il consumatore finale, tenere sempre d'occhio i feedback per reinventarsi, sia una prassi che non deve essere solo associata ai momenti di crisi come il Covid o altri che possono avvenire, e quindi è una best practice fare sempre questa revisione. Il caso di Slack è un caso che appunto parla di pivotaggio, e questa era un'azienda, Tiny Speck, che aveva sviluppato un videogioco. Slack è, per chi non lo conosce, ma penso che sia molto diffuso, una chat che viene utilizzata nell'ambito del lavoro, perché si possono creare dei canali dove dei lavoratori diciamo, scambiano idee o comunque informazioni attorno a un progetto specifico, e lo fanno in maniera molto efficace, fruibile, con un sacco di vantaggi dal punto di vista anche di scambio file, eccetera, è molto fruibile, ripeto. Quindi questo in realtà faceva parte di un videogioco che non era andato tanto bene dal punto di vista appunto della retention o dell'audience, del pubblico, come stava crescendo, era diciamo sotto le aspettative dei creatori, però Stuart Butterfield, mi pare sia il nome del fondatore, e tenendo d'occhio l'audience e come si comportava e come utilizzava questa chat, ha capito che il prodotto era quello, e quindi sono riusciti a rilanciare sul mercato se stessi, però non più il videogioco, ma questa chat, che adesso è diventata di uso super diffuso e comunque è un caso di successo, nella capacità di pivotare nell'ascolto appunto del rapporto diretto con il consumatore finale. Si può sempre cambiare, giusto? Si può sempre cambiare. Cioè, ci si può fermare, giusto, e correggere laddove le manovre di correzione, le possiamo chiamare anche così, no? Corretto. Valentina, un'altra cosa, per quanto riguarda il rischio, ecco, perché è un mondo che cominciamo a conoscere molto bene ormai, la digitalizzazione, ecco, non deve spaventare, anzi il contrario, perché come dicevamo prima c'è sempre una soluzione a portata di mano,
anche no, ma insomma, no. Allora, il rischio per chi fa impresa c'è sempre. Esatto. E quindi secondo me non si sarebbe imprenditori se non si avesse comunque una tolleranza al rischio di un certo tipo. Però il rischio può essere diversificato e la diversificazione del rischio è fondamentale. Quindi io penso che sia più rischioso per le aziende oggi rimanere su quello che sarebbe il modello tradizionale B2B, l'abbiamo visto, Sì. cioè basta che succeda una crisi a livello mondiale e che si fermi il retail per avere perdite nelle vendite massive. Invece la diversificazione, il poter avere comunque altri canali di distribuzione che sono meno vulnerabili da questo punto di vista o che vanno comunque a compensarsi l'uno con l'altro è il modo corretto di approcciare il rischio, a mio parere. Infatti ce lo siamo dette anche prima, un po' dietro le quinte, come si dice, che il B2B ha questo rischio, no? Che potrebbero crearsi dei vuoti anche pericolosi. Sì, e man mano che va avanti anche l'era digitale ci saranno sempre più generazioni che dialogano questo tipo o che parlano questo tipo di linguaggio e quindi sta anche alle aziende a capire per quanto tempo vogliono rimanere estranee a queste nuove generazioni o quando vogliono fare quel passaggio un po' doloroso come tutte le transizioni, ma necessario per così anche ampliare il proprio mercato. Sì, allora siamo più o meno in chiusura di incontro, di webinar, facendo un po' un riassunto dei punti principali che tu hai toccato oggi partendo dalla tua esperienza, ma ovviamente anche facendo intendere che è un'esperienza che è applicabile a tutti i settori, per quanto riguarda la moda, il tuo, ma c'è tantissimi altri settori. Ecco. Sì. Proviamo a tracciare un triangolo, anche un quadrato con i 3-4 punti principali. Allora, abbiamo visto, andando un po' però a ritroso e partendo dallo studio importante del target. Sì, è fondamentale avere più chiarezza possibile su quello che è il nostro target. È uno studio che parte da noi, ripeto, dall'intuizione, dall'intenzione per chi stiamo progettando e producendo prodotti o servizi, però che viene poi verificato, e questa è la bellezza, il poter verificare tramite questo dialogo diretto in maniera tale da essere più sicuri e accurati riguardo la percezione Questo del dobbiamo proprio veramente target. tenerlo come punto fermo. Esatto. Poi dicevamo che per non incorrere negli errori, ecco, servono anche questi cicli di webinar, servono anche a questo, no? A fare dei percorsi per far capire qual è la cosa migliore anche per le aziende che approcciano ai mercati esteri con il digitale. E quindi questo è Esatto. un altro punto che tu hai sviluppato molto oggi. Ecco, l'obiettivo, non dimentichiamo che è sempre quello di innovarsi e cogliere le opportunità. Quindi Sì. bisogna partire da questo punto fermo, il digitale, internazionalizzarsi con il digitale, ma per cogliere opportunità, innovarsi e crescere. Ecco, e non sarà solamente, e ci sarà tanto altro. E, Valentina, io ti ringrazio per questa tua dissertazione, per questa tua presentazione che è stata sicuramente molto utile agli imprenditori, alle aziende, alle start-up, un po' tutto, insomma, chi ci sta seguendo. Grazie per il tuo intervento. Grazie Siamo a voi in di nuovo chiusura per l'opportunità. Voglio ricordarvi che prossimo lunedì 15 novembre, ci sarà un altro webinar quando la leadership è smart. Vi ricordo sempre dalle 16 alle 17, restate con noi nello spazio, il Digital Showroom di Venice Promex, e ringrazio quanti ci hanno seguito fino a qui. Ben ritrovati e arrivederci.